Luciano Trevisan, detto anche Fricchetti, il manager di Pittura Fresca. Mi occupo come da sempre di musica professionalmente, in caso specifico il core business di questi ultimi anni è la distribuzione digitale, abbiamo un catalogo molto consistente di musica italiana che distribuiamo in tutto il mondo attraverso iTunes, Amazon, Napster e tutte le altre centinaia di negozi digitali che ci sono. El sistema crea su disperación, no podemos estar sempre zitti, gli altri sono i buoni che mi banditi, ma qui che ne comanda. Y se frena tutta banda. Sicuramente le esperienze che ho fatto con il Pittura Fresca sono per certi aspetti tra le più importanti della mia vita, ovvero nel caso di Sanremo è stata sicuramente l'unica mia partecipazione al Festival italiano, anche se nella mia storia con altri artisti ho partecipato a festival internazionali anche stranieri, però l'emozione vissuta con loro e la straordinarietà delle loro provocazioni musicali e non solo sicuramente sono al momento ineguagliabili. Dopo mi si taglia avere un papà nero, non mi par vero, un papà nero che ascolta le mie canzoni me ne siamo perché sei nero africano. Una foto che Scardi non ama particolarmente per gli occhi bianchi, lui è molto naturale sotto certi aspetti, ma insomma un artifizio che ci voleva far comunicare comunque la stranezza del loro lavoro. Affiancato dal mitico leoncino che è il simbolo poi di Pittura Fresca, il cui autore è Ciacci, che anche lui di Marghera, ora residente a Roma da tanti anni, ma che ha segnato in qualche modo la storia di Pittura Fresca perché 10 anni prima che diventassero reggae era lui il protagonista di Pittura Fresca, all'inglese Wet Paint. È sua l'origine del nome, è sua l'origine del gruppo, è suo una grossa parte del patrimonio di Pittura Fresca. Che loro, essendo rifiutati da tutti, in realtà gli ho dato delle opportunità istituzionali, 2 3 in progressione, fino ad arrivare all'unico concerto rock, se vogliamo, della storia del Teatro Toniolo in città, il giorno di Natale, dove non si fa questo, mai. Col tutto esaurito e la gente fuori, ma non avevano mai ancora fatto un concerto a pagamento. L'avventura con i Pittura Fresca mia è stata questa, semplicemente una cassetta dal titolo Ossigeno, che ha presentato per la prima volta una registrazione modestissima che aveva l'utilizzo di essere un demo sostanzialmente, un demo e un tamponamento a quella che era la pirateria che allora in quei pochi concerti che facevano era assolutamente consistente. Tutti avevano le cassette di Pittura Fresca di straforo, se le passavano, se le copiavano, ero un po' stanco, voglio dire, e comunque volevo avere un qualcosa di un po' più serio per presentare le canzoni a un discografico. Questa cosa è dell'89 e invece il primo disco che prima vi ho mostrato è del 91. Pink Floyd è il brano emblematico di Pittura Fresca, è il brano che li ha portati a successo ed ha una storia molto buffa, perché nasce dalla realtà, nasce dal tentativo di Scardi di raggiungere il concerto mitico dei Pink Floyd a Venezia durante il Redentore e non ci riuscì, e questo lo fece talmente incazzare che ne fece una canzone. Poi questa canzone ebbe subito un successo tra gli amici, tra i fans, eccetera, prima ancora che nascesse il primo disco. E c'eravamo un po' stancati, c'erano un po' stancati di cantarla questa canzone, di suonarla, mentre, tanto di cappello e grande onore al mitico Elio degli Elio e le Storie Tese, che produsse artisticamente il primo album di Pittura Fresca, che la impose dentro l'album. Era l'unica canzone che impose lui dentro l'album che non volevamo fosse presente, e fu il brano che decretò il successo su larga scala del primo album e di Pittura Fresca.